quello che mi ero dimenticato di aggiungere prima, la storia della medicina del lavoro. Quindi era lontano 86-87 che ricevo la telefonata da un'industria e mi contatta un amico con la quale da giovani facevamo anche i camerieri alla pergola il sabato e la domenica per accumulare soldini, perché studiando avevamo bisogno di soldini. E quindi mi telefona e mi dice: tu fai medicina del lavoro? Dico: Gianni, mi stai parlando di una cosa che non conosco, non so. Hai la spirometria, hai l'audiometria? Ho detto: guarda, non so che lingua stai parlando. Ho detto: dammi tutte le nozioni, mi informo. E così è stato, perché in quel periodo le aziende dovevano mettersi, c'erano delle nuove normative per cui tutte le aziende con tot dipendenti, qualsiasi tipo di dipendente, ma mi pare che poi era legata, credo, al numero, dovevano mettersi in regola e far fare delle visite periodiche ai dipendenti, per cui ci doveva essere per forza la figura del medico del lavoro. Solo che sta figura fino a quegli anni non esisteva. Per cui in un secondo momento, quando i medici di base che facevano da oltre 4 anni il medico anche in azienda, di diritto poteva continuare a farlo, chi lo faceva meno tempo no, doveva esserci sta figura ed era una figura nuova che usciva dalle università. Per cui anche lì mi sono andata a fare, ho contattato il medico del lavoro, che è il dottor Salvadori, è stato il primo in provincia a laurearsi in medicina del lavoro. Mi ha dato tutte le dritte e ha cominciato a mandare lettere a destra e a manca a tutte le aziende. Alla fine, quando mio fratello è tornato dal calcio, ho detto: ok, adesso tu occupati della medicina del lavoro. E quindi l'ho portato con me, abbiamo fatto la prima azienda, che era la CAD di Colfosco, che costruiva, no, che costruiva, fabbricava piccoli elettrodomestici. E quindi ho fatto il mio primo contratto con quella lì, e dopo d'azienda arriva azienda, arriva azienda, perché adesso le aziende sono diventate migliaia e anche il numero di dipendenti siamo oltre i 20.000. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire prima invece è la fortuna del centro di medicina, al di là del lavoro, la voglia di fare, di arrivare eccetera, è stato anche il fiuto per due apparecchiature. La prima acquistata nell'84 mi pare, che era la prima apparecchiatura che comprata da questa azienda di Bergamo, la quale io mi ero informata, ero andata, l'avevo provata, è stata quella che ha fatto veramente la fortuna, perché è stata la prima eh, consegnata in Italia. Quindi il direttore generale è venuto di persona a portarmi la macchina, me l'ha autografata, The First, e da lì abbiamo cominciato a lavorare. Per cui quello, diciamo, mi ha portato clienti, ne avevo persino una che veniva da Madonna di Campiglio, che era un'apparecchiatura che serviva per migliorare l'aspetto fisico della donna più, in maggior parte, quindi faceva il drenaggio, faceva la tonificazione, migliorava tantissimo la cellulite, per cui i centimetri veramente si vedevano che le persone li perdevano. L'altro acquisto importante è stato fatto invece nel 97. Già a suo tempo io mi ero buttata nel campo dell'irsutismo e dell'ipertricosi, per cui mi ero fatta una clientela vastissima, arrivavo fino a Berlino, avevo due clienti che venivano a Berlino a fare l'elettrocoagulazione. È una cosa che ancora oggi, quando mi capita, la faccio, perché la mia mano non è la mano degli altri, è l'unica cosa manualmente che faccio, oltre che un'altra cosa che è la dermopigmentazione post-mastectomia, dove lì ho fatto i corsi in ospedale a Treviso, quindi ho testati a regione tutto quanto. Con quello diciamo che sono partita con una grandissima campagna pubblicitaria, avendo tra i pochissimi centri che avessero comprato questa apparecchiatura, perché nel 97 era da svenarsi, perché costava 400 milioni, quindi era una cifra tosta. E quindi quando ho ordinato la macchina, dopo essere stata a Milano e in altri luoghi a vedere altre apparecchiature che secondo il mio punto di vista non erano confacenti con quello che io volevo sviluppare e anche i risultati erano mediocri, alla fine con l'Alessandrite io ho fatto veramente il salto di qualità. Lì si cominciava a lavorare alle 6 di mattino, la macchina era sempre in funzione, lì entravano anche oltre 10 milioni a giornata all'epoca. Sì. Guarda che ho fatto una giornata, ho fatto 15 milioni e 900 mila lire, la giornata Top. maggiore, è top, sì.
Cappe. tanti soldi. Era proprio un'innovazione che aveva preso il momento Perché giusto. è un'apparecchiatura che c'era proprio per il discorso che costava tantissimo, quindi non tutte le aziende e società erano disposte, o perché devi avere all'interno qualcuno che ci crede. Io ci credevo nel risciutismo ipertricosi, che è stato il mio, come si può dire, il mio fiore all'occhiello. Come hai detto? Cosa? Questa parola difficile, ipercorrettismo. Hirsutismo ipertricosi. Magari per te è una cosa, Sì, però no, traduci scusa. per noi mortali. Il hirsutismo è praticamente è l'eccesso di pelo. Ah, Quindi poi sotto ci sono anche certe patologie. Io ho sempre lavorato in collaborazione con i medici, perché in una situazione normale la peluria rimane peluria. Nel momento in cui, al di là del periodo della pubertà, che ok, è una cosa normale, però avere pelo molto evidente in alcune parti del corpo del viso è sinonimo che, se andiamo a scavare a fondo, c'è una patologia in atto. Quindi il laser ti ha dei risultati grandissimi, perché è definitivo il lavoro che fa il laser, però in contemporanea bisogna andare a trattare anche la patologia. e quindi questa macchina espletava queste funzioni. E ancora oggi Interessante. rimane la miglior macchina al mondo, Ah tipo. sì, eh? Siamo alla quarta generazione, già pronta la quinta, dovessi comprare un'altra apparecchiatura prenderei Sempre sempre quello. una Alessandrite della Cynosure americana. Cappe. Cioè, non voglio fare pubblicità a No, no, quell'azienda, no, però ti dico se veramente è funziona. una grande azienda a livello di laser medicali. Credo che sia la numero uno al mondo. Poi c'è un'altra anche, che è la Sharpline israeliana, anche lei negli anni aveva fatto un laser che poi dopo è andato scemando, mentre Alessandrite è ancora forte, è quella della Cynosure. E poi mi dicevi che appunto, mentre parlavamo fuori del Fuori dalle righe. registrato, che appunto la scintilla che ha fatto partire tutto il falò erano questi due articoli che hai letto in un aereo, in Sì, un prima giornale. quello che avevo letto, che Sì, stavo leggendo su Panorama mentre facevo il volo da Venezia a Francoforte. forte. E quindi mi sono un attimo, ho fatto due conti, dicevo perché quello che ce l'hanno possiamo farlo anche di qua. In contemporanea, dopo, successivamente, visto che ho fatto tipo 4-5 giorni per ammazzare il tempo, mia sorella mi portava a fare qualche lampada. Quindi dico, perché ste lampade in Italia non ci sono, in Germania vanno tantissimo, tutti i centri a bruzzatura erano pieni. E allora ho fatto 2 più 2. Nel frattempo mi sono ricordata che poco tempo prima nel Corriere della Sera avevo letto questo articolo. Quindi mi sono messa in contatto con questo signorino di Milano e sono andata a vedere le sue apparecchiature. Semplicemente all'epoca lui voleva fare un franchising, cosa che io non ho accettato, per cui mi sono un po' mossa in un'altra direzione. Le apparecchiature comunque le ho avute, per cui non c'era nessuno che aveva queste apparecchiature. Io sono stata il numero 2 in Italia, perché in Italia c'era Rino, Milano e basta. Se dovessimo fare un impasto per descrivere il successo che tu hai avuto, quanta percentuale di grinta, quanta percentuale di lavoro duro e quanta la percentuale di fortuna c'è stato nella tua scalata, diciamo. Beh, la fortuna è arrivata, nel senso che quando tu ti metti in un'attività della quale poi conosci poco, quindi diciamo che l'impegno è molto amplificato, quindi l'impegno è stato per tanti anni costante, è proprio una costante di quello che era il mio lavoro. Diciamo che poi arrivandoti le gratificazioni, vedere che comunque il buon nome è cominciato a girare, stato un passaparola pazzesco, perché tu vai in giro, parla, conoscono tutti la struttura, chi è, chi non è, come la mia figura che la associano sempre al nome del centro di medicina. Al di là di questo, una cosa fondamentale, mai perdere le staffe, nel senso che è una cosa che credo sia riconosciuta da tutti, non mi sono mai montata la testa. Quindi io odio quelle persone che da poco fanno tanto e poi diventano schizzignose con la puzza sotto il naso. Non appartengo a questa categoria, la maniera più assoluta. Io vado d'accordo con
la donna è pulizie, col primario, col professore universitario, spazio a 360 gradi, tutte le conoscenze, amicizie, però non tratto una persona di serie A e una persona di serie B. Il rispetto praticamente è la base Il di rispetto tutto. per me è fondamentale. Quello che io rivolgo alle persone è quello che mi aspetto che le persone rivolgano a me. Sì, per me è fondamentale. Mhm. Quindi una combinazione delle cose, fortuna, E lavoro camminare duro. sempre a testa alta, perché ti Esatto. dico, negli anni ti dicevo vuoi comprare questo, vuoi comprare quell'altro, se ho la possibilità finanziaria compro, se no no. Dicevo, ma dai, paghi quando... No, assolutamente no, le banche voi soldi, non datemi i soldi, voi poi li spendo. Tanti anni fa era così, poi nel frattempo quando si è ingranditi abbiamo dovuto per forza attingere, no, alla Attingersi banca, a tante a banche. tante Sì. banche, sì, sì, perché ovviamente il volume era aumentato e con quello. Ma anche perché la tecnologia fa passi da gigante, di conseguenza se tu ti fermi il discorso che facevo prima, Mhm. Bisogna essere sempre all'avanguardia, no, se in non sei queste all'avanguardia cose. gli altri ti passano avanti, quando sono passati avanti ti mangiano. La concorrenza è sempre stata spietata. C'è qualcuno che ti ha remato contro? No, No, e non hai trovato il grosso, se c'è stato non l'ho mai saputo. non ho mai saputo. Beh, questo, Cioè che a qualcuno una punta di invidia ti sia stata, questa è vabbè, normale, questo sì. però no, Ti hanno sempre no, aiutato, cioè no. non ti hanno Anche perché sono sempre perlomeno. stata una persona con un comportamento e un linguaggio limpido. Schietta, non dico le cose davanti, te ne dico una e dietro te ne dico tre, assolutamente no. Io dico sempre quello che Quello che sempre. penso. Mi scontro, tante volte mi Sì, sì, a scontro. volte non è facile, anzi ti crea E poi sai delle. una cosa importante, che questo va detto, e tutte le persone dovrebbero impararlo, metterlo in pratica, avere il coraggio sempre di rimettersi in discussione. Cosa vuol dire? A me è capitato più volte e non mi sono mai offesa, nel senso che sbagliare può capitare, ti può aiutare anche a migliorare, però se le persone che ti circondano te lo fanno notare, io non me la sono mai presa, anzi ho sempre ringraziato, perché ti permettono di migliorare. Quindi questo secondo me è importantissimo. Ascoltare le critiche, quelle costruttive, diciamo. Ma anche quelle che possono essere negative, perché da una cosa negativa tu puoi fartela tua e diventa una cosa positiva. Perché se hai fatto un errore, nessuno te lo fa notare, È la seconda peggio, volta lo lo ripeti, la terza ripeto. lo ripeti e avere comunque sempre, ti dico, il coraggio di rimettersi in discussione. Io quando parlavo col mio personale dicevo sempre, c'è qualcosa che non va, che sbaglio, ditemelo, sono qua. Mi correggo, cerco di non ripeterlo, però dico è importante che la gente te lo faccia notare. Come quando ci sono pazienti che vengono da me, c'è sempre qualcuno che si lamenta o per un motivo o per un altro. Allora arrivano incavolati magari certe volte, o per un ritardo, per questo, e dopo vanno via col sorriso sulle labbra, perché io ringrazio sempre, perché uno, anziché andare fuori a parlare male o sparlare, te lo dici apertamente davanti, ti dà la possibilità di migliorare un servizio. Mhm, sicuramente. Altrimenti se tutti stanno zitti tu dai per scontato che come ti muovi, che come reagisci, come fai va tutto bene, non è sempre così. Vero? Boh, ho Boh. finito. Grazie.